questa. Chi ha notato che quando fa le cose per se stesso è più pigro? Mi alzate le mani, tutti. Sapete cosa mi è successo? Quando ho fatto il corso di memoria io 21 anni fa, la parte che abbiamo fatto tutta oggi si iniziava a fare alle 7 di sera, perché le mappe si spiegavano in 5 minuti, non c'erano i software, quindi 21 anni fa è come un cellulare di 21 anni fa, era molto diverso. Sentite qui, io stavo studiando un libro della chimica del cervello, fondamenti anatomo-fisiologici, tutto il sistema nervoso. Avevo appena fatto il corso, stavo collaborando con chi faceva il corso. Il pomeriggio mi metto a studiare quel capitolo con le tecniche. Secondo voi tutti i termini neurofisiologici, scientifici, io che uscivo da ragioneria, come li prendevo quei termini? Oltretutto il mio primo esame di biologia la mia professoressa mi aveva detto: signorina, lei che a lezione sembrava così esuberante, come mai all'esame è così scarsa? Questo era stato il mio primo esordio, del primo esame della mia università, biologia 24 avevo preso, mi ricordo. Quindi figuratevi il trauma psicologico di una docente che ti dice così, poi con le materie le odiavo, figuriamoci. Faccio il passaggio successivo. Allora, il passaggio è questo, sentite. La sera, quindi secondo voi, ho provato a applicare le tecniche, sono riuscita? No. Cosa ho detto? Vabbè, non funziona. Collaboravo con l'azienda che faceva i corsi, vado la sera, secondo voi io che ruolo di collaboratrice per l'orgoglio immenso che ho, posso non saper dare una risposta a qualcuno? No. Mi arriva da lassù, mi vogliono un gran bene, lo penso sempre, mi arriva un ragazzo che ha lo stesso identico libro che stavo studiando io e mi chiede assistenza e aiuto sulla stessa identica pagina che stavo studiando io quel pomeriggio. Che probabilità ho io nell'universo che una cosa così accada? Nessuna. Secondo voi con lui sono riuscita a trovargli le soluzioni geniali? E come? Da lì ho detto, cosa vuol dire? Che per noi siamo molto molto meno bravi ad aiutarci. Allora per quello vi chiedo di fare l'esercizio a coppie, magari fate un po' su uno, un po' sull'altro, perché aiutando l'altro cosa vi viene da fare? Per quello vi dicevo anche, venite a rifrequentare il corso, chiede ai frequentanti, Barbara, Giuliana che è già la terza, serve, Barbara è la prima volta che lo rifrequenta, Cati, sincere, serve? Tanto. Perché? Perché ti dà di più e metti dentro, nello spiegare agli altri, quello che davi per scontato lo acquisisci di più, lo realizzi più facilmente. Il modo migliore per imparare a aiutare, sì. Quindi tutte le volte che volete tornare sappiate che abbiamo le porte spalancate.